professoressa Valentine Lomellini, che poi vi presenterò. Non si sente? Risolviamo così. Allora, prima di presentarvi la professoressa, ci tenevo a illustrarvi una rassegna che comincerà la settimana prossima, è la tradizionale rassegna letteraria d'autunno che la biblioteca propone. Quest'anno avete, credo, sulle sedie il Deplian. È una rassegna particolare che prende spunto da un anno, il 1963, in cui in Italia furono pubblicati dei romanzi molto importanti che hanno segnato la nostra letteratura e di questi parleremo, intersecando i romanzi ai loro autori e alla storia letteraria del Novecento italiano. Iniziamo venerdì 3 novembre, dedicando il primo di 2 appuntamenti a Calvino. Sapete che quest'anno è anche il centenario della nascita di Italo Calvino, e a lui appunto dedichiamo il primo incontro. Calvino fa la conchiglia alla costruzione di uno scrittore con Domenico Scarpa, che è uno dei massimi esperti di Calvino. Ha recentemente pubblicato una monografia molto densa, molto ampia su Calvino, e sarà lui qui a introdurci a questa figura. Poi gli incontri successivi saranno dedicati a Beppe Fenoglio e a una questione privata, a Carlo Emilio Gadda e la cognizione del dolore, Primo Levi e la tregua, ancora Calvino con 3 romanzi pubblicati nel 1963, Marco Valdo, La giornata di uno scrutatore e La speculazione edilizia. E chiuderemo l'incontro con la neo-avanguardia italiana, il gruppo 63, a cui hanno aderito autori come Sanguinetti, Arbasino, Eco, Umberto Eco e molti altri. A questi incontri abbiniamo 2 appuntamenti invece di lettura e spettacolo, durante le quali Antonino Varvarà, oltre a recitare testi, a leggere testi di questi autori e di molti altri autori che nel 63 hanno prodotto, hanno scritto, allargherà lo sguardo a quello che anche nel campo cinematografico e artistico in generale è accaduto in quell'anno. Quindi è una rassegna piuttosto lunga e articolata, inizia il 3 novembre e proseguiremo fino al 1 di dicembre. Ma adesso non voglio rubare altro spazio alla professoressa e ve la presento brevemente. Valentine Lomellini è professoressa associata di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni scientifiche, L'appuntamento mancato, la sinistra italiana e il dissenso nei regimi comunisti, La grande paura rossa, l'Italia delle spie bolsceviche, più recentemente Lodo Moro, per la terza, Terrorismo e ragion di Stato, e il libro di cui ci parlerà oggi, La diplomazia del terrore, dalle Olimpiadi di Monaco 1972 alla strage di Lockerbie 1988. Ricordo, per chi volesse, nel tavolo in fondo alla sala è possibile acquistare il libro di cui parleremo questa sera. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie moltissimo per l'invito al dottor Pagliantini, al Comune di Bassano del Grappa e alla Biblioteca Civica. È un vero piacere essere qui con voi. Mi sentite? Sì, bene. Poco? Allora proprio devo di solito sì. Ah, ecco, okay, adesso immagino mi sentiate meglio. Di solito ho una voce abbastanza tonante, quindi non ho bisogno del microfono, ma in questa occasione, insomma, visto che abbiamo anche la diretta, volentieri lo uso. Allora, oggi andiamo a parlare del mio, più recente volume. L'ho pubblicato appunto nel 2023 per l'editore La Terza. Il titolo è quello che vedete sovraimpresso, cioè La diplomazia del terrore, ed è uno studio al quale io ho dedicato in realtà 7 anni della mia vita. È uno studio abbastanza poderoso, per il quale ho consultato più di 20 archivi in vari paesi, non solo Italia, anche Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, ho visto qualcosa anche in Russia, ovviamente insomma la Germania e via dicendo, e è uno studio al quale appunto io ho dedicato molti anni e molta passione, perché così da pubblica cittadina a un certo punto, e da storica ovviamente, mi sono resa conto che il tema del terrorismo internazionale non era mai stato trattato in Italia. Si è molto parlato di terrorismo italiano, si è parlato abbastanza insomma di terrorismo di estrema sinistra in particolare, un po' meno del terrorismo di destra e dello stragismo di Stato, ma del terrorismo internazionale nessuno quasi sa nulla.
Vi faccio una domanda in prima battuta: chi di voi ha sentito parlare del terrorismo internazionale in Italia durante la guerra fredda? Quindi nulla a che fare con Al-Qaeda. Alzate le mani, vediamo. Un signore! Beh, insomma, bene, onore al merito. Quindi, come vedete, questo è un tema che non è stato particolarmente trattato, né dalla storiografia italiana, ma anche molto poco dalla storiografia internazionale. Questa storia inizia alla fine degli anni '60, in particolare dopo la guerra dei 6 giorni. Stiamo parlando di un conflitto ovviamente tra Israele e alcuni paesi arabi, un tema che devo dire è tragicamente di una scottante attualità anche oggi. Questo si trattava appunto dell'ennesimo conflitto tra Israele e i paesi arabi, con la guerra dei 6 giorni che appunto scoppia nel 1967. La guerra dei 6 giorni si conclude con una vittoria israeliana, ma non solo, si conclude con una definizione più precisa di quelli che erano gli attori, i protagonisti del periodo. Vale a dire gli stati, che tutto sommato si facevano portavoce della causa palestinese, e Israele, con però, come dire, un assente importante, cioè, il movimento palestinese fondamentalmente. Quindi, la quasi neonata Organizzazione per la Liberazione della Palestina, questa organizzazione ombrello che teneva, sotto la propria egida varie sigle del mondo palestinese, in realtà non si sentiva protagonista del conflitto, aveva deputato ad altri stati la protezione della propria causa e, così il perseguimento anche della propria causa, e nonostante, diciamo, avesse fatto della lotta armata nel quadrante mediorientale, uno del cardini della propria azione, non era riuscita a ricavarsi un ruolo in questo senso. Ecco perché non è un caso che proprio alla fine, diciamo, della guerra dei 6 giorni, il movimento palestinese, uscito estremamente frustrato da questa situazione, decide di cercare un'altra via, una via, assolutamente indolore, una via, eticamente senz'altro riprovevole, cioè quella fondamentalmente di esportare il terrorismo, di compiere atti di terrorismo che già avvenivano in quel quadrante, ma in questa precisa circostanza il movimento palestinese decideva di esportare la propria lotta in Europa. Quindi, a partire diciamo dal luglio 1968 si hanno una serie di attentati terroristici, in vari paesi europei, con lo scopo di condizionare l'opinione pubblica internazionale, condizionare gli stati europei e cercare di, come dire, sensibilizzarli alla causa palestinese, utilizzando il fucile fondamentalmente, quindi utilizzando un mezzo violento, per perseguire uno scopo, politico. Questo tipo di terrorismo tecnicamente lo chiamiamo publicity terrorism. Perché publicity terrorism? Perché noi siamo tutti abituati, no, adesso alcuni di voi sono più grandi, altri meno, ma, bene o male un po' tutti abbiamo in mente le immagini delle Torri Gemelle che cadono, l'11 settembre del 2001 e inaugurano, secondo alcuni, un momento in cui il terrorismo assume una maggiore consapevolezza, la consapevolezza dell'utilizzo dei media. Ricordiamo tutti la diretta, sconvolgente e terrificante di questi eventi. Ecco, in realtà quello che l'opinione pubblica si è dimenticata è che, il terrorismo che utilizza la pubblicità, nasce già alla fine degli anni '60. Gli attentati terroristici compiuti, da alcune frange del movimento, per la liberazione della Palestina sono attentati eclatanti. In particolare sono dirottamenti aerei, Qui vediamo appunto, uno dei primi attentati contro una delle compagnie più bersagliate, la compagnia battente bandiera israeliana El Al, che appunto, vengono interessati direttamente. Sono crisi con ostaggi, sono crisi che coinvolgono un gran numero di persone, che quindi hanno un effetto
che è quello moderno del terrorismo, vale a dire quello di diffondere la paura, non solamente purtroppo di così mietere vittime sul momento, ma quelle di avere un'eco oltre le vittime che colpisce direttamente, oltre ai morti, oltre ai feriti. Ma è un terrorismo che ha come obiettivo quello di coinvolgere un gran numero di persone. Grazie a 2 cambiamenti tecnologici importanti. Il primo, l'utilizzo dell'aereo, che proprio, tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 diventa un mezzo di trasporto di massa, e il secondo è la televisione. Quindi l'utilizzo da parte, diciamo, dei movimenti terroristici e in particolare, delle varie, diciamo, frange del movimento, per la liberazione della Palestina che utilizzano il terrorismo è, come dire, un terrorismo estremamente moderno, estremamente attuale. Ecco, il primo dirottamento viene compiuto, nel luglio del 1968, quando il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, una formazione, di estrema sinistra contenuta sotto l'ombrello dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, promuove questo attentato terroristico su un volo diretto da Roma a Tel Aviv. Questo volo, viene appunto dirottato, non vi sono morti, ma l'effetto è un effetto eclatante. Per la prima volta viene dirottato un aereo. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina mostra quindi una capacità organizzativa, logistica di altissimo profilo, in grado di, tenere in ostaggio, un numero significativo di persone per un certo periodo di tempo e soprattutto in grado di dileguarsi immediatamente senza cadere nelle mani della polizia. E questo è un grande tema, è uno dei grandi temi dei quali parleremo, cioè il fatto che questo tipo di terrorismo non viene sostanzialmente perseguito, non viene, punito, e questo lo rende ovviamente un fenomeno ancora più, complesso, un fenomeno ancora più sfuggente e ovviamente apre una grande domanda: perché gli stati non, come dire, perseguono, scusate, non perseguitano, non perseguono appunto i colpevoli degli attentati terroristici. Allora, vediamo questo schema, è uno schema complicato. È uno schema che nasce da una elaborazione abbastanza, sperimentale, cioè ho lavorato insieme a un collega, il professor Bassoli, dei dati di un database internazionale del terrorismo, che contiene quindi tutti gli attentati terroristici a livello internazionale a partire, diciamo dalla fine degli anni '60 fino a metà degli anni '10 del 2000, un grandissimo numero di dati, implementato con alcuni dati che io ho trovato nelle fonti archivistiche, quindi un metodo, insomma, piuttosto sperimentale. Cosa salta fuori? Salta fuori, come vedete, che, gli attentati terroristici, hanno ehm, un andamento molto altalenante, Qui li vedete, divisi per anno, con il PowerPoint ovviamente è scomparso il numero degli anni, cioè il nome scusate, il numero degli anni e anche, il nome dei paesi, ma vi fiderete, immagino, se vi dico che le colonnine corrispondono appunto agli attentati terroristici compiuti nei paesi europei, mentre il numero delle vittime è rappresentato dalle rette. Allora, dalla comparazione tra i 2 elementi, senza scendere nel dettaglio dei vari casi specifici, poi insomma se avrete interesse possiamo anche parlarne, ma capite bene che c'è un numero importante di attentati, perché vedete come oscillano, no, le colonnine, ma un numero molto basso di vittime, Stiamo parlando di circa 60 vittime e circa 200 feriti, diciamo a livello internazionale. Quindi se noi lo compariamo ad esempio al terrorismo stragista italiano, ovviamente non c'è storia, non c'è comparazione. E questa è probabilmente una delle ragioni per la quali diciamo il terrorismo di matrice arabo-palestinese è stato un po' dimenticato dall'opinione pubblica. Cioè fondamentalmente c'è un numero molto limitato di vittime,
è, si dice, un fenomeno a bassa intensità e quindi l'opinione pubblica tende a ricordarlo poco. Un altro elemento va aggiunto, cioè il fatto che la società civile non si è particolarmente attivata, salvo qualche eccezione, per ricordare, per sviluppare una politica della memoria di questo terrorismo e delle vittime che ha lasciato sul campo. Perché questo? Un po' perché da parte, diciamo, delle istituzioni non c'è stato sostegno, almeno fino a un certo punto, dopo ne parleremo, e un po' anche perché le vittime di questo terrorismo sono vittime che vengono da diversi paesi. Quindi voi pensate, oggi appunto abbiamo i social, è facile connettersi, all'epoca non c'era questa possibilità e quindi era difficile anche entrare in contatto con persone che abitavano dall'altra parte del mondo. Ehm, L'attenzione da parte delle istituzioni poi è stata un'attenzione molto, molto bassa. Vi ricordo solo questo elemento che secondo me è abbastanza dirimente e esplicativo, cioè il fatto che, la vittima più piccola di questa storia, un bambino che si chiamava Stefano Gaitasce, che è un bambino di 2 anni che è morto falcidiato su un marciapiede vicino alla sinagoga di Roma durante l'attentato alla sinagoga di Roma dell'ottobre del 1982, è stato inserito nelle vittime del terrorismo in senso lato, in Italia ovviamente, solo dopo una battaglia durissima combattuta dal suo fratello Gadiel e solamente durante la presidenza Napolitano e poi Mattarella. Quindi, come potete vedere, son passati tantissimi anni, le associazioni per le vittime del terrorismo in Italia si son date un gran da fare per ricordare le vittime che appunto hanno mietuto il terrorismo di sinistra e anche quello di destra, ma appunto le vittime del terrorismo internazionale sono finite un po' nel dimenticatoio. Allora, adesso vediamo se il vostro tecnico mi ha insegnato bene. No, vedi che non sono capace. Non ce la possiamo fare. Allora, volevo farvi vedere un piccolo stralcio del discorso di Arafat, del discorso che Arafat tenne presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1974. Allora, un piccolo passo indietro, lo posizioniamo nel momento giusto. Peraltro devo dire siamo stati molto fortunati perché trovare il discorso di Arafat con i sottotitoli in italiano non è stato decisamente banale. Ehm, un piccolo passo indietro perché ovviamente chi è Arafat? Alcuni di voi già lo sapranno, è il leader dell'organizzazione era, anzi il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, il leader in particolare della più importante e centrale, diciamo, frazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, cioè Fatah, ed era, diciamo, il leader riconosciuto dagli stati occidentali come il principale rappresentante di quell'organizzazione. Vedremo poi che la sua figura non è una figura completamente limpida, è stato duramente contestato e criticato per gli eventuali contatti con appunto alcune organizzazioni terroristiche, in primo luogo quella di Settembre Nero, ma nel 1974 viene chiamato, viene appunto invitato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per spiegare che cosa significa la causa palestinese per l'OLP e in questo stralcio vediamo in particolare un momento in cui parla a questa platea, in cui ci sono però delle sedie vuote che sono proprio quelle dei rappresentanti di Israele, e spiega perché l'OLP non è possibile, cioè non è possibile considerare l'OLP come un'organizzazione terroristica. Ora proviamo a sentirlo, vediamo se funziona. Si è tolto il collegamento, ho combinato qualcosa, non avevo dubbi, le mie inesistenti capacità informatiche pongono dei problemi. Okay. Allora le chiedo magari dopo se viene per il prossimo video così no.
era questo. Esatto, ok. Do l'avvio? Sì. المسؤولية Non si sente. فيفتحوا Sembra بلادهم الكبيرة sì, ugualmente, però tanto الكبيرة الرقعة والقادرة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين ومساعدتهم. لماذا؟ سيد الرئيس، إن الذين ينعتون ثورتنا بالإرهاب إنما يفعلون ذلك لكي يضللوا الرأي العام العالمي عن رؤية الحقائق وعن رؤية وجهنا الذي يمثل جانب العدل والدفاع عن النفس، ووجههم الذي يمثل الظلم والإرهاب Cos'è che succede? Non si legge? Ah, ma mi sembra che si veda però. Allora torniamo indietro. È a 43-33. Ok. Allora, ci riproviamo, adesso ripartiamo così riuscite a leggere. ثورتنا بالإرهاب إنما يفعلون ذلك لكي يضللوا الرأي العام العالمي عن رؤية الحقائق وعن رؤية وجهنا الذي يمثل جانب العدل والدفاع عن النفس، ووجههم الذي يمثل الظلم والإرهاب والقهر. إن الجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي يميز بين الثائر والإرهابي. فمن يقف في جانب قضية عادلة ومن يقاتل من أجل حرية وطنه واستقلاله ضد الغزو والاحتلال والاستعمار لا يمكن بأي حال أن تنطبق عليه، ولا يمكن أن تنطبق عليه بأي حال من الأحوال صفة إرهابي، وإلا اعتبر الشعب الأمريكي حين حمل السلاح ضد الاستعمار البريطاني إرهابيا، واعتبرت المقاومة الأوروبية ضد النازية إرهابا، واعتبر نضال الشعوب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إرهابا، واعتبر كثيرون منكم في هذه القاعة إرهابيين. لا يا سيد الرئيس، لا يا سيد الرئيس، إن هذا هو الكفاح العادل المشروع الذي يكرسه ميثاق هيئتكم، هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الذي يحمل السلاح ضد القضايا العادلة، الذي يشن الحرب لاحتلال أوطان الآخرين ونهبهم واستغلالهم واستعمارهم، فذلك هو الإرهابي الحقيقي، وأعماله هي التي يجب أن تدان وينسحب عليه لقب مجرم حرب. ذلك أن عدالة القضية هي التي تقرر عدالة السلاح. Allora, come potete vedere, è di una attualità sconvolgente, perché voglio dire, dell'altro giorno appunto no, è di oggi credo proprio, il tema, no, Hamas, un'organizzazione terroristica, come la concettualizziamo, come la concepiamo. Questa non vuole ovviamente essere una provocazione, ma vuole semplicemente essere un modo per riflettere insieme su questi temi, perché il tema che pone Arafat è un tema che va considerato, perché molto spesso diciamo, come dire, la qualifica di terrorista, che è una qualifica che ovviamente tende,
cioè, ha una valutazione etica al proprio interno. Se io dico terrorista, voi pensate al male, non pensate a un combattente per la libertà, non pensate a un rivoluzionario, che invece è un termine che ha una connotazione positiva. Allora, come qualifichiamo questa organizzazione? È una questione, come si qualificano le organizzazioni che utilizzano la violenza politica per perseguire un fine politico. Diciamo che l'approccio scientifico al quale io mi sento più vicina e che io ritengo anche più attuale è un approccio scientifico che identifica le azioni terroristiche nel momento in cui viene utilizzata la violenza a uno scopo politico con, diciamo, la volontà di espandere la paura anche al di fuori, appunto, delle vittime dirette che vengono colpite. Quindi, più che dare un'etichetta, diciamo, a un'organizzazione, possiamo senz'altro dire però che un'organizzazione in una certa fase della propria vita, del proprio ciclo vitale, utilizza delle azioni terroristiche. Non entriamo nel merito della questione, giusto e sbagliato, o meglio, è ovvio che utilizzare la violenza è sempre e comunque sbagliato, ma diciamo cerchiamo di rimanere sulla dimensione della valutazione politica, di questo atto. La valutazione politica di questo atto è fondamentalmente che, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e in particolare alcune frange di questa organizzazione, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, ma poi anche dei gruppi di estremisti che fuoriescono da questo fronte, che sono in particolare, il gruppo di Abu Nidal, il gruppo di Abu Ghafur, e altri, effettivamente utilizzano la violenza terroristica contro gli stati europei, attuando, quella che poi ha dato il titolo al volume, che è la diplomazia del terrore. Cioè utilizzano il terrorismo con lo scopo di condizionare le politiche estere, appunto, degli stati europei. Allora, l'episodio più noto di tutta questa vicenda, credo che voi sappiate essere appunto l'eccidio di Monaco del settembre 1972. Vediamo se c'è sempre il ragazzo di prima, se riusciamo a vedere un piccolo trailer e poi finiamo con le fonti audiovisive che sempre stressano moltissimo. Vediamo se riusciamo. Allora, quello che ora vediamo è un trailer di un film che probabilmente alcuni di voi avranno visto, che è Munich, di Steven Spielberg, che è un film ormai uscito qualche anno fa, che ricostruisce in particolare un'operazione, l'operazione Ira di Dio, ma diciamo nel trailer è una delle pochissime, diciamo, ricostruzioni cinematografiche dell'eccidio di Monaco, che quindi mette un po' in luce tutta la vicenda. Vediamo. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si propone tra gli arabi. Sono morti tutti. Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori. Vogliamo chiederle se vuole intraprendere una missione. Dovrà lasciare il paese, la famiglia. Qualunque cosa vogliano, non sono la brava moglie di un eroe. Non vivrei più se rifiutassi. Abbiamo i nomi di 11 palestinesi. Sono tutti responsabili di Monaco. Tu li ucciderai, ad uno. Depositiamo denaro in una cassetta che non esiste. Tu non esisti. Sono 200.000 a nome. Sarò solo. Con altri 4. Fanno cose utili. Documenti, automobili, recuperi. Si mette a letto. Il suo peso innesca il congegno e... darò il segnale spegnendo la luce.
Strano pensare a te stesso come a un assassino. Allora pensi a te stesso come qualcos'altro. Che succede? Doveva essere esploso ormai. Non era della potenza che avevo specificato. Hanno cambiato il plastico. Abbiamo 3 nuovi nomi per lei. Perché ci fidiamo di lui? Non abbiamo la più pallida idea di chi sia. Per il nostro paese questo è un rischio inimmaginabile. In molti vorranno ucciderla. Ma io perché dovrei farlo? Lei paga meglio di tutti. Quante leggi abbiamo violato? Risponde al telefono. Azioniamo il radiocomando. Allo? Allo? Dovremo essere giusti. Se perdo questo, perdo la mia anima. Sono il tuo papà. Non dimenticare la mia voce. Pensi di poter essere più veloce delle tue paure, dei tuoi dubbi? Salami ha progettato il massacro di Monaco. Se lei lo elimina, la lasceranno tornare a casa, non crede? Allora, il trailer è bellissimo, secondo me è veramente molto efficace e ci racconta una parte di una storia vera. Qual è questa storia? Allora, nel settembre 1970 l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina mette a segno uno dei suoi colpi più clamorosi. Siamo 2 anni prima di Monaco. Dirotta 4 aerei in contemporanea, okay? Non dissimilmente da quello che accade appunto nel settembre del 2001. Li dirotta, prende in ostaggio dei passeggeri, li dirotta tutti, diciamo, in una location che si chiama Zarqa, che è in Giordania, chiama la stampa, fa scendere gli ostaggi e bombarda gli aerei a scopo dimostrativo, per dimostrare la grande capacità organizzativa dell'organizzazione. Ora, questa cosa fa imbestialire Re Hussein, che è appunto il re di Giordania, il quale decide che a questo punto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, siccome compie degli atti terroristici sul suolo giordano, deve andarsene e quindi attua quella che appunto i palestinesi chiamano Settembre Nero, cioè una grande la cacciata, diciamo, dal territorio giordano, ma anche con l'utilizzo, diciamo, della violenza da parte delle forze di sicurezza giordane. Da quell'evento, settembre 1972, si ispira questa organizzazione terroristica che si chiamerà appunto Settembre Nero, che è un'organizzazione terroristica estremista, ovviamente, che nasce tra le fila dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e che dopo questi vari dirottamenti e un'escalation di violenza che avviene nel maggio del 1972, quando insieme all'Armata Rossa giapponese compie un attentato stragista di proporzioni sconvolgenti presso l'aeroporto di Lod, decide di compiere un attentato internazionale di grande risonanza. Queste sono le vittime, sono gli atleti israeliani che vengono assassinati durante l'attentato terroristico. Il gruppo di Settembre Nero si insinua all'interno del villaggio olimpico, riesce a catturare appunto e a prendere in ostaggio questi atleti della squadra israeliana. 2 in particolare, quelli che vedete sulla vostra sinistra, cercano di opporre una certa resistenza e diciamo vengono appunto assassinati brutalmente e anche torturati durante il momento, il periodo, diciamo, della cattività. Successivamente vengono appunto assassinati altri ostaggi nel momento in cui c'è uno scontro con la polizia. Cosa avviene in quel delirio che era appunto lo scenario di Monaco del 1972? Avviene che quando le autorità tedesco-occidentali vengono a conoscenza del fatto che degli atleti israeliani, facciamo attenzione bene alle diverse nazionalità e alla complicazione che nasce dalle diverse nazionalità. Siamo nel 1972, 30 anni dopo
il periodo nazista, la Germania sta rilanciando la propria immagine internazionale grazie alle Olimpiadi, arrivano i palestinesi che rapiscono gli israeliani sul suolo tedesco occidentale, cosa quanto mai inopportuna politicamente. Quando vengono a sapere che ci sono appunto questi ostaggi, non sanno assolutamente cosa fare. Contattano gli israeliani vogliono assolutamente un intervento per liberare gli ostaggi, le autorità tedesco-occidentali oscillano, i giornalisti vanno fuori appunto da quella che è la struttura del villaggio olimpico, iniziano a riprendere e diffondono quelle che sono le notizie in loro possesso, che ovviamente gli vengono così dall'osservazione della situazione, ma anche a volte da fonti di sicurezza. E a quel punto succede il misfatto, nel senso che i terroristi vedono quelle immagini, vedono quelle informazioni alla televisione, perché hanno la televisione nell'appartamento e la televisione l'hanno lasciata accesa. A quel punto, nel momento in cui ritengono di avere una via d'uscita perché chiedono un aereo, come sempre, perché questa è la dinamica, chiedono un aereo e di poter andarsene trattenendo gli ostaggi in modo di avere un lasciapassare, all'aeroporto succede l'indicibile. Perché? Perché non esistono delle truppe, dei gruppi antiterroristi. La polizia tedesco-occidentale che interviene, vista la situazione, in parte si rifiuta di prendere parte all'azione e quindi i terroristi e tutte le vittime appunto che noi vediamo israeliane, quelle che non erano già state assassinate, rimangono vittime del fuoco incrociato tra i terroristi e la polizia tedesco-occidentale. Grande scandalo, uno dei sopravvissuti che era riuscito, diciamo, a sfuggire proprio all'attentato terroristico e alla cattura da parte del gruppo di Settembre Nero, commentando quanto è successo, dice è ovvio quello che è successo perché sicuramente la polizia tedesca non avrebbe rischiato la propria vita, la vita neanche di uno dei propri poliziotti, per uno sporco ebreo. E con questo atteggiamento di totale condanna si consuma definitivamente questa strage appunto di Monaco. Cosa accade poi, e che avete un po' visto anche nel film, nel trailer? Accade che sostanzialmente la premier israeliana Golda Meir, che avete visto appunto, signora di una certa età, che parla e dice è il momento di prendere un altro tipo di decisione, di prendere un'altra via, decide di lanciare, o meglio implementare, una azione di controterrorismo contro appunto i membri dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Questo tipo di operazione in realtà aveva già, avuto uno sviluppo subito dopo l'attentato di Lod del maggio del 72. L'obiettivo di questa operazione, dichiarato così come narrato dalle fiction, insomma da qualche volume che c'è in merito, è quello di eliminare quelli che sono i responsabili della strage di Monaco. In realtà l'obiettivo è molto più ampio. L'obiettivo cioè è quello di eliminare alcuni dei principali rappresentanti dell'OLP in Europa e di eliminare così per paura quella che è la zona grigia che consente al terrorismo di proliferare anche al di fuori del territorio mediorientale. E lo stralcio che avete visto prima del signore che rispondeva al telefono probabilmente corrisponde appunto alla figura di Abu Sharif Bassam, che è stato sentito più volte dalla Commissione Stragi in Italia anche in merito alla vicenda relativa alla stazione di Bologna, il quale ha perso 3 dita nel corso dell'attentato perché appunto gli è esploso il telefono in mano. Quindi come vedete c'è un campo di battaglia in Europa. L'Europa torna a essere un campo di battaglia di questo terrorismo internazionale e della risposta israeliana. Ora, che cosa si sapeva di questa vicenda? Si sapeva abbastanza, non spoilerò il libro perché sennò poi nessuno più lo legge, ma nel volume troverete la prova che in realtà
esistevano delle indicazioni molto precise rispetto alla possibilità che fosse attaccato il villaggio olimpico, ma che le autorità di pubblica sicurezza europee non riuscirono esattamente a capire da dove venisse la minaccia. E vediamo il perché. Perché c'era un gran casino, scusate l'espressione, ma credo che non ce ne sia un'altra. C'era una grandissima confusione perché le politiche di antiterrorismo all'epoca erano gestite, e in parte lo sono anche oggi, da varie istituzioni. Quindi in Europa occidentale, questi sono i quattro casi che io ho analizzato nel dettaglio, poi ovviamente ci sono gli altri, ma in Europa occidentale l'antiterrorismo è una materia nuova negli anni 70, è una materia che viene analizzata da varie istituzioni, la NATO, l'ONU, la Comunità Economica Europea e in particolare la Comunità Politica Europea che prova a nascere ma non ci riesce mai, e in particolare due elementi, due così contenitori, il Club di Berna e cosiddetto Trevi. Cos'è questo club di Berna? Allora, fondamentalmente è un club dei servizi segreti. Ha un nome fluido, ma perché ha un nome fluido? Perché effettivamente non vuole avere una forma apparente, una forma visibile, ed è una modalità di incontro tra i servizi segreti e alcuni uffici dei ministeri degli interni. Allora, in questi incontri, che nascono in realtà sull'onda del 68, più che, come dire, della minaccia terroristica arabo-israeliana, viene maturata una certa idea di che cos'è il terrorismo. Allora, cos'è il terrorismo per chi ci protegge, per chi è garante della sicurezza dei cittadini in Europa? La prima immagine che si ha, leggendo le trascrizioni di questi incontri, è che dietro a questo terrorismo, quello arabo-palestinese, ma anche altri terrorismi, c'è una rete internazionale del terrore. C'è l'Unione Sovietica. Sicuramente l'Unione Sovietica, secondo gli addetti appunto ai servizi di sicurezza, è dietro questa ondata di terrorismo arabo-palestinese che emerge in Europa. Ora, questa è, come dire, una vulgata molto diffusa e io sono certa che se vi facessi la domanda quanti di voi hanno pensato che, se mai ci avete pensato, durante la guerra fredda ci fosse l'Unione Sovietica dietro il terrorismo, tanti alzerebbero la mano, credo. In realtà, scientificamente, questa cosa non è assolutamente provata. È una fake news, potremmo dire, ok? Perché è una fake news? Non perché l'Unione Sovietica non fosse interessata, diciamo, a vedere l'Europa occidentale in difficoltà, ma perché non abbiamo delle prove concrete che vi fosse effettivamente un finanziamento, un sostegno di carattere organizzativo, piuttosto che un sostegno di carattere ideologico alle varie tipologie di terrorismo. Però gli addetti alla sicurezza dei paesi europei lo pensavano fortemente e proprio per questa ragione, perché pensano che tanto un terrorismo vale l'altro. Cioè gli arabo-palestinesi sono come le Black Panthers sono come le Brigate Rosse sono come il terrorismo irlandese, non riescono a vederci chiaro e quindi non riescono a prevenire questa ondata di terrorismo internazionale. E questo è il primo elemento. L'altro elemento di grande caos è dato dalla leadership di Arafat. Chi è Arafat? È un leader moderato o è invece una persona che copre i suoi colleghi che fanno i terroristi? Allora, qui vedete Arafat con un altro signore che si chiamava George Habash, che era il leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, cioè l'organizzazione che maggiormente sviluppava i dirottamenti aerei. Quello che noi attualmente sappiamo e come dire, che anche per certi versi anche le fonti ci dicono,
è che senz'altro c'era un rapporto di grande promiscuità, almeno fino ai fatti di Monaco, e che lo stesso Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, lo stesso Habash, fosse favorevole all'esportazione del terrorismo in Europa. Entrambi erano favorevoli all'attuazione del terrorismo in Medio Oriente, vale la pena, come dire, di sottolinearlo. La questione era una questione molto razionale, ma questo terrorismo, cioè se noi lo esportiamo in Europa, facciamo delle vittime civili in Europa, funziona o no? Cioè arriviamo allo scopo o no? Ecco, allora la risposta era una risposta complessa ovviamente, cioè era una risposta che sotto un certo profilo funzionava, ma che poi nel lungo periodo non funzionava più, perché ovviamente i paesi europei non erano particolarmente contenti di avere attentati sul proprio suolo. Ecco perché dopo il 1972, dopo Monaco, Arafat muove una vera e propria offensiva diplomatica nei confronti di un gran numero di stati europei, in primis l'Italia. E quindi da questa offensiva diplomatica, da questa apertura che viene dall'OLP, nasce il cosiddetto lodo Moro, cioè nasce l'idea di poter dialogare con i terroristi in modo tale da prevenire, o meglio, nasce l'idea di poter dialogare con l'ala più moderata dell'OLP in modo tale da poter prevenire l'attuazione di attentati terroristici sul suolo italiano, nella fattispecie, ma poi anche francese e austriaco, ad esempio. Quindi ci troviamo di fronte come dire, a una questione molto complessa. Negoziamo coi terroristi o no? Vale la pena negoziare con i terroristi anche nel momento in cui non ci sono ostaggi, anche in via preventiva, potremmo dire. La risposta della gran parte degli stati europei è sì, è meglio parlare con i terroristi, perché così riusciamo a evitare attentati terroristici in Europa. Ha funzionato in parte, come abbiamo visto dal grafico, ma in parte ha funzionato. E perché in parte solo ha funzionato? Perché a un certo punto gli stati europei capiscono che non c'è l'Unione Sovietica dietro al terrorismo arabo-palestinese, ci sono alcuni stati arabi. Ci sono alcuni stati arabi che vogliono incidere sulla politica estera dei paesi europei e tra questi stati arabi c'è senz'altro la Libia di Muammar Gheddafi, che era diventato appunto leader della Libia dal 1969. La Libia, l'Iraq, nella seconda metà degli anni '80 la Siria sono i paesi che maggiormente gli stati europei ritengono responsabili dell'ondata di terrorismo arabo-palestinese che sconvolge l'Europa, anche se poi pubblicamente dicono che è stata l'Unione Sovietica. Ora, in questa vicenda è abbastanza evidente che non parliamo più di movimenti. Ci sono delle frazioni impazzite che fanno attentati contro aeroporti, contro caffè, con una dinamica molto simile a quella qaedista della metà degli anni '10 in Europa. Ma dietro a questi attentati ci sono degli stati e la questione è molto complicata perché questi stati sono anche a un certo punto dei negoziatori. Quando c'è una crisi terroristica con degli ostaggi, che cosa si fa per liberare questi ostaggi? Si chiama un altro paese arabo, perché come dissero una volta i francesi, gli arabi tra di loro si capiscono meglio, quindi meglio lasciare a loro la vicenda. La negoziazione, ad esempio, degli ostaggi all'ambasciata saudita a Parigi, 1973, è gestita da dei paesi arabi, è gestita dall'OLP, ma gli stessi paesi arabi sono poi quelli che accolgono i terroristi. Quindi voi capite bene che è un cane che si morde la coda, perché i paesi arabi probabilmente alcuni di essi finanziano, sostengono, negoziano e poi fanno da santuario per i terroristi. Quindi non c'è nessuna possibilità di punire e di prevenire questa ondata di terrorismo internazionale. E perché non c'è questa possibilità di prevenire? Perché non si capisce il fenomeno.
Allora, questa rete appunto che viene creata, il Club dei servizi segreti, nasce con l'obiettivo di fermare la rivoluzione. Fermare la rivoluzione che è stata promossa, secondo gli occidentali, dall'Unione Sovietica. Ma non è così. In realtà erano i paesi arabi a essere dietro questa vicenda e quindi questa complessità, diciamo, di natura politica, della lettura politica della vicenda, impedisce la prevenzione di questo fenomeno che continua a imperversare negli stati europei lungo tutti gli anni 70 e 80, cambiando la vita di tutti. Allora vi ho messo alcune delle, diciamo, iniziative che vengono prese, ve le spiego nel dettaglio, ma insomma un po' velocemente. La vita dei cittadini cambia quando vanno all'aeroporto. Un giorno un signore, quando appunto in una presentazione del mio volume, un signore di una certa età ha alzato la mano e mi ha detto: "Ma sa che è vero? Perché io mi ricordo quando andavo in aereo negli anni '60, cioè praticamente era come andare sull'autobus". Ed era così, perché non c'erano neanche le liste dei passeggeri. L'ondata di terrorismo arabo-palestinese, in particolare l'ondata di dirottamenti, porta all'implementazione di tutta una serie di misure di sicurezza che noi oggi conosciamo. Ad esempio, questa è un'immagine più attuale ovviamente, perché vedete X-ray body scanner ovviamente non è del periodo, ma la suddivisione che voi vedete, ad esempio tra la zona dove vengono tenute le valigie, vengono imbarcate le valigie, la zona dove vengono imbarcati i passeggeri e il resto del mondo che sta fuori, diciamo, che poi non prende voli aerei, nasce negli anni '70. Perché? Perché ad esempio con l'attentato all'aeroporto di Fiumicino del '73 si scopre che i terroristi erano riusciti a prendere le armi dai bagagli che erano passati liberamente in mezzo alla gente durante appunto il transito da un volo all'altro. Quindi voi capite bene che era abbastanza complicato riuscire a prevenire, no, che queste armi circolassero in giro per l'Europa. Vengono introdotti per la prima volta gli scanner per i bagagli. All'epoca, tra l'altro, una nota molto curiosa, sostiene che sia abbastanza così inutile, siano così dei macchinari assolutamente inutili questi scanner, ma poi noi ce li troviamo oggi, addirittura adesso c'è appunto il body scanner. Poi c'è una rete che viene creata, la prima rete antiterroristica a livello europeo. Questa rete prende 2 nomi, la rete Watt e la rete Kilowatt, a seconda degli stati che venivano coinvolti. Che cos'è questa rete? In pratica sono delle notizie sui terroristi arabo-palestinesi che vengono fatte circolare all'interno della comunità europea, quindi tra tutti i paesi europei membri della comunità, più alcuni paesi particolarmente coinvolti dalla vicenda, quindi Israele, la Svizzera, che è sempre stata, sin dall'inizio, diciamo, degli anni '10, una terra di passaggio per i sovversivi di ogni genere, e gli Stati Uniti. Queste 2 reti riescono a veicolare una serie di informazioni che in una buona parte dei casi prevengono gli attentati. E poi vengono ovviamente istituite delle forze speciali. Questa è una foto di Monaco '72, peraltro è una delle foto da cui è tratta la copertina del libro. Questo signore qua con la tuta arancione è un membro della neonata, momentaneamente nata forza speciale che avrebbe dovuto liberare appunto gli atleti israeliani. Quando ho visto la foto io stessa mi sono chiesta: ma non è un po' troppo visibile come dress code? Ma mi è stato fatto presente che appunto in realtà era un tentativo di mimetizzarsi con gli altri atleti che avevano una divisa analoga. Questo tipo di forza nasce non solo in Germania nasce proprio all'indomani dei fatti di Monaco del '72, ma nasce anche in Gran Bretagna, nasce in Francia e nasce anche in Italia. Ad essa vengono associate anche dei gruppi di agenti armati in borghese che vengono introdotti sugli aerei di linea su voli che vengono ritenuti particolarmente sensibili, cioè fondamentalmente i voli da e per Israele.
E da ultimo, diciamo, viene sviluppata una ulteriore rete attraverso degli uffici di collegamento tra i paesi europei, che quindi hanno l'obiettivo di veicolare queste informazioni e di creare un libro dei terroristi a livello globale. Per la prima volta esiste una specie di vademecum dei volti noti del terrorismo globale. Attenzione, perché questa, come dire, è un po' un'arma a doppio taglio in realtà, perché in questo grande librone ci finiscono tutti coloro i quali sono sospettati di simpatie rivoluzionarie. E quindi ovviamente diventa un'arma estremamente potente nelle mani appunto della polizia. Cosa succede a livello europeo? Nella seconda metà degli anni '70 c'è una grande spinta verso il tentativo di prendere una posizione su questa vicenda del terrorismo, perché nel frattempo di attentati ce ne sono stati tanti. L'attentato di Fiumicino del 1973, 34 morti, l'attentato sconvolgente dell'OPEC, dove vengono rapiti 11 ministri del petrolio e vengono portati in giro per il mondo dai terroristi e scaricati a seconda dell'evenienza nei vari paesi. C'è l'attentato alla sinagoga di Roma. Allora io c'è l'attentato di Lockerbie nel 1988, quasi 300 vittime tra i membri appunto dello staff dell'aereo, i passeggeri e la gente che muore perché gli cadono in testa i pezzi dell'aereo sopra una cittadina scozzese di poche migliaia di abitanti. Allora, lo sforzo, come dire, degli europei, come vedete, adesso non mi aspetto, non voglio spiegarveli tutti perché sennò vi addormentate, ma è uno sforzo importante, no? Facciamo dichiarazioni, condanniamo il terrorismo, cerchiamo di avvicinare l'OLP, diciamo che anche gli stati che sostengono il terrorismo devono smetterla di farlo. Bene, nascono questi due importanti, sono diciamo questi due importanti step. La prima è l'istituzione del sistema di Trevi, che è l'acronimo di terrorismo, radicalismo, estremismo e violenza internazionale, che è sostanzialmente il tentativo di istituzionalizzare quella cooperazione in materia di polizia di cui parlavamo poc'anzi, e poi finalmente viene firmata 1977 la Convenzione per la repressione del terrorismo. Fantastico, abbiamo finalmente nel 1977 un documento condiviso da alcuni stati che indica quando è possibile estradare, ad esempio, un terrorista. Cioè noi abbiamo un terrorista sul suolo italiano, ad esempio, che ha compiuto un attentato terroristico in Francia, la Francia lo vuole, si applica la convenzione, la Francia lo preleva, emana un mandato di cattura poi più tardi europeo, lo preleva e lo giudica in Francia perché questo malfattore ha compiuto un attentato terroristico. Bene, 1977, ma voi sapete bene che le convenzioni vanno firmate e poi ratificate. Fatalità, a parte due paesi, la Repubblica Federale Tedesca, cioè la Germania occidentale, e la Gran Bretagna, che con tempi ragionevolmente tecnici ratificano questa convenzione l'anno successivo, quindi nel giro di pochi mesi, guardate un po' bene cosa fanno la Francia e l'Italia, pensano bene di ratificarla 9 e 10 anni dopo. Perché? Che tutela danno ai propri cittadini? Perché non vogliono ratificare questa convenzione? E perché gli altri stati anche la ratificano con così grave ritardo? Allora, ci sono tante risposte. Sinteticamente, una è senz'altro che non c'è una definizione condivisa di terrorismo. Cioè quello che diceva Arafat lo pensano anche alcuni paesi europei, perché alcuni paesi europei ritengono che chi compie violenza non necessariamente lo fa per una causa riprovevole e quindi vada in qualche modo tutelato. È il caso, ad esempio, della Francia, della dottrina Mitterrand,
quando appunto viene negata l'estradizione di alcuni personaggi che vengono ritenuti terroristi di estrema sinistra in Italia, dicendo che, insomma, tutto sommato, non avendo compiuto atti di sangue, non vanno estradati. Ma anche l'Italia approva e ratifica questa convenzione solo 9 anni dopo. Perché? Perché fondamentalmente l'estradizione è un'arma a doppio taglio. Perché è complicato approvare un processo di estradizione, perché significa esporsi alle minacce dei terroristi, significa aumentare esponenzialmente il rischio che il territorio nazionale venga nuovamente attaccato dai terroristi per rappresaglia. E significa anche inimicarsi quei paesi, come la Libia, con i quali il nostro paese ha stretto nel corso degli anni un rapporto molto stretto in termini di ottenimento del petrolio, in termini di vendita delle armi, in termini di interessi commerciali, in termini di presenza di italiani in Libia, e questa cosa rende tutto molto complicato. E quindi il terrorismo, che se io lo chiedo a chiunque, è un atto da perseguire, sono sicura la risposta è sì, in realtà non è stato perseguito in Italia, non è stato perseguito con grande convinzione anche negli altri paesi europei. E questo è un po' il caso più emblematico a mio avviso, il caso di Abu Daoud. Abu Daoud è stato considerato ed è attualmente ancora considerato, avendolo rivendicato lui stesso, la mente dietro l'eccidio di Monaco del 1972. Allora, Abu Daoud fondamentalmente muore di morte naturale nel 2010, era stato appunto incarcerato in precedenza, ma dopo un lungo, diciamo, iter, nel 1972 prima e poi nel 1977 si trova in Francia. Fondamentalmente la Repubblica Federale Tedesca scarta già nel 1972 e nuovamente nel 1977, nonostante le grandi pressioni internazionali, la possibilità di estradarlo. Perché lo fa? Non vuole l'estradizione della Repubblica Federale Tedesca. E la documentazione ci rivela che non vuole l'estradizione perché è cosciente che chiedendo l'estradizione probabilmente non l'avrebbe ottenuta dalla Francia, punto primo, perché la Francia non era incline, ancora prima di Mitterrand, ancora con Giscard d'Estaing, a estradare persone che erano ritenute colpevoli appunto di atto di terrorismo, punto primo. E punto secondo, perché capisce perfettamente che in questo modo avrebbe compromesso i rapporti con i paesi arabi, che in larga parte, come dire, sostenevano la non possibilità appunto di estradizione da parte di Abu Daoud. Scusate, manca una slide, ma finiamo così. Quando finisce questa storia? Cioè quando finalmente i paesi europei si convincono che vada perseguito il terrorismo internazionale, vadano oltrepassati gli interessi nazionali, si vada verso una reale convergenza della lotta in materia di terrorismo in tempi molto recenti, cioè nonostante i vari step, diciamo Maastricht e via dicendo, e le varie convenzioni, ma diciamo la stretta effettiva è solo nel 2015, quando dopo gli attentati di Parigi, il Bataclan, diciamo, questo nucleo di attentati, anche la Francia, che è stata per lunghissimi anni la più forte propositrice di una politica come dire, di attenzione e di cautela nei confronti dei paesi arabi che sostenevano appunto il terrorismo internazionale, decide di collaborare pienamente. E devo dire, dal 2015 ad oggi, qualche risultato finalmente siamo riusciti a vederlo, tocchiamo ferro ovviamente, ma insomma speriamo che la situazione, nonostante appunto l'emergere di questo complesso scenario internazionale, continui in questa direzione. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
Allora, io credo che abbiamo qualche tempo per qualche domanda, se volete, qualche curiosità. C'era, scusi, la signora forse prima. No, vabbè, ma abbiamo tempo, quindi. Non ne so niente, però penso, ma a cosa serve questa cosa che loro vadano e facciano queste cose che hanno fatto in giro per l'Europa? Cosa serve a loro? Adesso, grazie per questa domanda, ma raccolgo anche quella del signore, risponde insieme. Anche perché io ho dei forti dubbi sulla questione delle strade di Bologna, perché i rapporti tra Walkman e persone che erano, no? Il fatto di portare i missili per l'Italia, che l'accordo era noi non pensiamo più dati se non ci potete portare le armi in Italia. Hanno fatto una pubblicità proprio alle armi. Allora, intanto rispondo a queste due. Grazie alla signora per la domanda, perché è una domanda che io faccio sempre ai miei studenti. No, cioè, alla fine, ma chi è che paga? Non so se avete presente come funziona per un terrorista, no? Allora, il terrorista generalmente si avvicina a un movimento estremista, simpatizza, fa qualcosa per il movimento estremista, non lo so, dà soldi, diffonde le notizie, non immediatamente entra nella fase di violenza, no? È molto raro che avvenga così, è più comune, diciamo, nella fase attuale, dove c'è questa specie di radicalizzazione, se si può chiamare così, immediata, no? Che è forse più legata, diciamo, a una dimensione di violenza propria, ecco. Quindi c'è questa fase di escalation, poi a un certo punto il terrorista fa una scelta di vita, cioè entra in clandestinità. Allora, quando tu entri in clandestinità, oltre al fatto che non puoi più avere una fidanzata o un fidanzato, non puoi più vedere i tuoi genitori, devi prendere le distanze da quello che sei stato in precedenza, devi sempre mangiare, cioè così funziona. E come mangiano questi? Cioè, chi è che gli dà una casa? Perché non la possono intestare al proprio nome, non possono avere una macchina, non possono avere una patente, serve una rete di sostegno. Cioè, pensatela veramente in modo pragmatico, perché così è. Allora, qual è l'interesse? L'interesse è molto semplice. C'era un signore, si chiamava Abu Nidal, che poi diventa uno dei più feroci assassini e che fonda un proprio gruppo appunto nel corso degli anni '70. Questo signore a un certo punto rompe con Arafat, perché Arafat intraprende, almeno in apparenza, insomma, questa svolta moderata, e Abu Nidal non è assolutamente d'accordo, e sul fronte del rifiuto con gli israeliani non si negozia, non si può parlare di uno Stato israeliano e bisogna fargli la guerra. Rompendo con Arafat, lui che era il rappresentante dell'OLP in Iraq si trova senza mangiare, ok? Quindi dove va a prendere i soldi per mangiare? Si avvicina ai servizi segreti iracheni e qui si ricrea una leadership. Ha un grande campo di addestramento, diventa un punto di riferimento per un numero cospicuo di guerriglieri e quindi il primo interesse personale di questi individui è questo, è avere uno stile di vita, avere una situazione di riconoscimento anche professionale, senso lato ovviamente. E questo è la prima motivazione. Dopodiché esistono ovviamente delle motivazioni politiche, quindi io compio una serie di attentati perché credo così di sostenere la causa palestinese
E poi esistono ovviamente delle cause ancora diverse, cioè sono assoldato da uno Stato che mi paga, che mi sostiene e quindi fondamentalmente, siccome i miei obiettivi politici vanno nella direzione di quello Stato che vuole destabilizzare il processo di pace in Medio Oriente e vuole attaccare gli Stati europei, allora compie un attentato terroristico. Ma, come dire, c'è veramente una nuance molto graduata di obiettivi che vanno tenuti presenti. Non è solo l'estremista, il radicalizzato come noi ce lo immaginiamo, è proprio un percorso a volte di vita, che porta in modo anche cinico a fare certe scelte invece di altre. Invece rispetto a quello che diceva il signore, allora, dunque la narrazione sul lodo Moro è quella che, Moro in particolare avesse stretto questo accordo sottobanco attraverso il colonnello Giovannone, quindi i servizi segreti italiani presenti in Libano, con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, affinché l'Italia rimanesse, al di fuori dell'ondata terroristica, in atto appunto alla fine degli anni '60, inizio anni '70 e, in cambio avrebbe garantito il libero lasciapassare dei guerriglieri e delle armi in Italia. Allora, i miei studi diciamo più recenti in realtà credo possano offrire qualche elemento aggiuntivo. La prospettiva va cambiata in primo luogo, cioè non è un accordo sottobanco, è una politica dello Stato italiano. Lo Stato italiano, Moro, ma altri, Rumor, Andreotti, poi Craxi, decidono che il modo per affrontare questa minaccia che viene dall'esterno è dialogare. Non sono gli unici, lo fanno i francesi, lo fanno in misura minore gli inglesi, lo fanno molto probabilmente gli austriaci e, udite udite, forse, questo prossimo libro, l'anno prossimo ci rivediamo, forse lo fanno anche i paesi dell'est, perché hanno paura di questi terroristi che non sono etero diretti da loro, ma che loro temono come delle specie di schegge impazzite. Il lodo, che io ho ribattezzato Lodo Italia, perché francamente mi pareva appunto, ma capisco, è la dicitura, il mio libro precedente si chiama provocatoriamente Il lodo Moro, proprio nel tentativo di destrutturare questa idea. Il lodo Italia non prevedeva, per quanto noi abbiamo potuto vedere, ho potuto io constatare dalla documentazione che ho raccolto, il passaggio di guerriglieri incondizionato e il passaggio di armi. Io di armi non ho trovato traccia, cioè del consenso al passaggio delle armi. Non dico che non siano passate, dico che non c'era il consenso, ok? Rispetto ai guerriglieri, quello che è probabile, ma con un coinvolgimento veramente ai più alti vertici dello Stato, fino alla Presidenza della Repubblica, è che non venivano lasciati passare liberamente i guerriglieri, ma quando venivano trovati i guerriglieri o i terroristi, a quel punto gli si garantiva un procedimento agevolato, cioè fondamentalmente veniva consentito loro di andarsene o di ottenere una procedura giudiziaria agevolata. Questo è il caso, ad esempio, di alcuni guerriglieri, quindi alcuni terroristi che avevano tentato un attentato terroristico a sempre Roma Fiumicino contro l'allora ministro degli esteri libico, inviso a Gheddafi, del quale Gheddafi aveva ordinato appunto l'esecuzione su suolo italiano in una ampia campagna di eliminazione degli oppositori politici che aveva una così caratura europea, e che vengono appunto immediatamente arrestati e poi tramite diciamo l'intercessione del Ministero degli Esteri con il placet della Presidenza della Repubblica gli viene garantita la grazia subito dopo, anzi prima ancora che si svolgesse il processo per direttissima. Quindi di questo stiamo parlando, anche perché se voi ragionate in modo molto concreto,
Se la narrazione sul lodo fosse stata vera, cioè se noi presumiamo che i terroristi potessero circolare liberamente sul territorio italiano, operativamente cosa significa? Significa che tutte le forze di polizia dovevano aver ricevuto un'informativa con scritto: "Quando vedete i terroristi arabi lasciateli andare". No, è così, perché altrimenti come funziona? Così funzionava. Quindi voglio dire, è assolutamente, a mio avviso, improbabile, diciamo, che vi fosse un tipo di diffusione delle informazioni di quel genere. Tant'è che nel passaggio tra il club di Berna e la formazione di Trevi vi sono una serie di documenti che provengono dall'Italia, provengono dal Ministero degli Interni italiani, che era quello che era coinvolto nella vicenda del lodo, che dicono tassativamente: non bisogna diffondere questo tipo di informazioni alle forze di polizia, perché è pericoloso, perché prima o poi qualcuno parla. Ça va sans dire, direi. Quindi il fatto a cui lei faceva riferimento di Ortona dell'ottobre del 1979 è un caso, a mio avviso, che è stato, come dire, un po' strapazzato, potremmo dire, dalla storiografia, ma anche insomma da chi si è occupato di questa vicenda a livello giornalistico. Ricordo, per chi magari non conosce la questione, vengono appunto arrestati alcuni membri dell'Autonomia Romana, in compagnia di un membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, un membro di medio alto profilo del Fronte Popolare, nel momento in cui stanno spostando dei missili Samstrela, appunto, e vengono intercettati nella zona di Ortona. Intercettati, vengono arrestati. Nel momento in cui vengono arrestati, vengono poi anche ovviamente portati a giudizio. Nel momento in cui vengono portati a giudizio, l'avvocato degli autonomi romani diffonde, cioè scrive questa lettera appunto a presidente della corte dicendo: guardate che non stavano facendo niente, stavano solo facendo transitare queste armi sul territorio italiano, ma in vigore c'è questa specie di patto, questo lodo con lo Stato, per cui non avrebbero voluto compiere un attentato in Italia. Allora, del caso specifico e della sua correlazione con Bologna, insomma, bisognerebbe occuparsi con scriverci un libro probabilmente. Detto ciò, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista della ricostruzione della politica dello Stato italiano, quello che ha fatto l'avvocato degli autonomi è esattamente quello che non doveva fare, perché l'accordo funzionava benissimo e noi ne abbiamo esempi lungo tutti gli anni '80, se era un accordo silenzioso, ma non poteva essere portato quasi pubblicamente, diciamo, all'attenzione della Corte. Quindi in questo senso anche poi l'indignazione da parte dell'allora presidente del Consiglio Cossiga, insomma, mi pare abbastanza estemporanea, ecco. E quindi tutto ciò per dire che il collegamento con la strage di Bologna, a mio avviso, almeno diciamo da questo punto di vista, non sta proprio in piedi, ecco, questo è. Sì, allora prima lei, poi lei. Buonasera. Mh-mh. Certo, grazie. Prego. Grazie. Ultimissima. Okay.
Allora, cosa facevano i servizi segreti statunitensi? Non erano contenti, premettiamo questo, non erano molto contenti di questa vicenda. Vi sono una serie di documenti che troverete citati nel volume rispetto appunto non solo alla crisi di Sigonella, la vicenda legata al dirottamento della prima nave che viene dirottata, cioè l'Achille Lauro nell'ottobre dell'85, ma anche rispetto alle successive evoluzioni, cioè un attentato che avviene contro una discoteca a Berlino Ovest, una discoteca molto frequentata da militari statunitensi, e infatti poi i statunitensi sono le vittime fondamentalmente. Quindi da lì, diciamo, nasce una vera e propria querelle con lo Stato italiano, che come dire, come lei giustamente ricordava, raggiunge il proprio apice con Sigonella. E in quella documentazione, in particolare il Dipartimento di Stato americano riconosce l'esistenza di un accordo fra l'Italia e la Libia come Stato sostenitore del terrorismo internazionale, un accordo che appunto era il lodo. Di questo accordo gli Stati Uniti erano a conoscenza. Non è una politica che, come dire, era particolarmente apprezzata dal Dipartimento di Stato, anche perché, come voi ben sapete, gli Stati Uniti hanno sempre avuto una reazione piuttosto muscolare nei confronti della minaccia terroristica, quindi anche appunto poi in seguito a questa vicenda dell'attentato a Berlino Ovest decidono di bombardare Tripoli e Bengasi. Ma va detta una cosa, cioè fondamentalmente se si analizzano le informazioni che provengono dal Dipartimento di Stato durante gli anni '80, che sono gli anni in cui monta questa tensione nei confronti del terrorismo internazionale e cresce l'attenzione anche da parte degli Stati Uniti, perché per tutti gli anni '70 gli Stati Uniti ci considerano degli stati un po' strani, in cui c'è questo strano fenomeno del terrorismo internazionale che a loro non tocca in quel periodo, avrebbero purtroppo pagato le conseguenze successivamente. Ma appunto per tutto quel periodo considerano la vicenda una vicenda esterna, di cui si interessano poco. Negli anni '80 iniziano a essere interessati direttamente. Nell'83 c'è questo attentato alla forza multinazionale in Libano, in cui muoiono appunto circa 200 Marines e circa 50 soldati francesi, quindi insomma c'è un coinvolgimento diretto. E da lì scatta la volontà di reagire. Ciò che va detto, a mio avviso, così anche un po' per offrire uno scenario più ampio rispetto alla semplice distinzione Stati Uniti reazione muscolare, paesi europei peace and love, e appunto negoziamo con questi terroristi, parliamo insomma con gli stati sostenitori, è che gli Stati Uniti negli anni '80, dalle informative che ricevono dai servizi segreti, sanno perfettamente che i paesi maggiormente coinvolti nel terrorismo internazionale sono l'Iran e la Siria. C'è un documento, io ho trovato abbastanza sconvolgente se letto attentamente, in cui si dice: noi abbiamo deciso di bombardare la Libia. Bombardiamo la Libia perché la Libia con Gheddafi è lo stato più canaglia di tutti e vogliamo contrastarlo. Segue grafico a torta nel quale c'è la percentuale degli attentati avvenuti su suolo occidentale imputabili ai paesi arabi. Iran una fetta così, la Siria una fetta così, la Libia una fetta così. Allora uno si chiede: ma come mai decidono di bombardare la Libia? E la risposta, diciamo, sta in una serie di studi che hanno ampiamente dimostrato come l'obiettivo, diciamo, della Libia venga identificato dagli Stati Uniti perché è l'obiettivo più sicuro, cioè l'esempio, posto che la Libia dall'inizio degli anni '70 si sapeva essere coinvolta nel terrorismo internazionale, ma la Libia era l'esempio che avrebbe educato degli stati demograficamente molto più ampi, politicamente molto più di peso, militarmente molto più efficaci, come appunto la Siria e l'Iran. Quindi, come vedete bene, la Realpolitik diciamo vigeva dappertutto. Le BR e OLP, IRA e ETA. Rispondo insieme. Allora, la questione è abbastanza complessa, nel senso che noi, diciamo, ci sono state una serie di inchieste giudiziarie, penso ad esempio a quelle dello scambio di armi
tra BR e OLP condotta dal giudice Carlo Mastelloni, che hanno indirizzato e valorizzato l'esistenza di legami tra le BR e l'OLP. In verità, a mio avviso, cioè questo è probabilmente molto pertinente alla realtà, ma va fatta una qualche distinzione. Vale a dire, nel momento in cui noi parliamo di una collaborazione logistica, potremmo dire, quindi in termini di scambio di armi, siamo in grado di tracciare effettivamente l'esistenza di uno scambio di armi tra le organizzazioni terroristiche, anche di orientamento politico e di tipologia diversa. Quindi le Brigate Rosse, che erano una organizzazione afferente, diciamo, al terrorismo New Left, cioè al terrorismo di tipo politico-ideologico degli anni '70, può essere che abbiano scambiato armi con terroristi con una matrice diversa, una matrice nazionalista, come ad esempio quelli palestinesi o quelli irlandesi e spagnoli. Al netto di questa collaborazione, in realtà non vi è, diciamo, una cooperazione strutturata, cioè si scambiano armi, quindi c'è una collaborazione intanto orizzontale, non c'è qualcuno che comanda l'altro, ma non ci sono punti di contatto di natura politica. Anche perché, se voi ci pensate bene, le Brigate Rosse si ritenevano un po', come dire, l'élite, l'avanguardia, no, del movimento, come dire, i veri interpreti del marxismo-leninismo. I palestinesi sì, avevano un vago orientamento marxista-leninista, ma insomma giusto quanto basta, ecco. Questa discrepanza ideologica senz'altro non favoriva il dialogo. Invece tra i palestinesi, la RAF, i palestinesi e l'IRA c'è uno scambio più strutturale, cioè i palestinesi e la RAF condividevano in parte, oggi lo sappiamo, i campi di addestramento, ma non solo, hanno compiuto anche alcune azioni congiunte. Quindi il gruppo afferente alla figura quasi mitica, mitologica di Carlos lo Sciacallo, Ilich Ramirez Sanchez, questo terrorista venezuelano teoricamente formato dal KGB e poi arruolato all'interno del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, riesce a mettere in piedi un'organizzazione terroristica, un comando più precisamente forse, misto palestinesi e ex RAF, ok? E riescono a compiere alcune azioni congiunte, ad esempio quella spettacolare che troverete cioè tragicamente spettacolare, insomma, che troverete nel volume dell'operazione di Entebbe, del dirottamento di un aereo di Air France e poi l'attacco aereo israeliano successivo. I palestinesi e l'Armata Rossa giapponese compiono delle azioni terroristiche insieme, è il caso di Lod 1972. Questo tipo di collaborazione non c'è mai stata con le BR, o quantomeno dalla documentazione noi non possiamo sostenerla. Un'ultima nota, credo, di interesse rispetto all'IRA, che lo ricordo a tutti, perché a volte bisogna, come dire, adottare una prospettiva un po' meno italocentrica rispetto alla lotta armata. È vero che noi abbiamo avuto più di un decennio di lotta armata, l'IRA è un'organizzazione terroristica che è stata attiva per 70 anni, quindi, come dire, parliamo di scale di grandezza veramente molto diverse. L'IRA usufruisce per lunghissimo tempo delle armi che le vengono passate dalla Libia, e questo è un elemento che è a conoscenza del governo britannico sin dall'inizio degli anni '70 e rispetto al quale il governo britannico cerca di farsi valere ripetutamente, insomma, nel corso del decennio. Ecco, io credo che dobbiamo andarcene. Sì. Bene, vi ringrazio tutti, è stato un piacere.